Per alleggerire la discarica di Siculiana, la Regione ha deciso di dirottare un nutrito gruppo di comuni dell'Agrigentino in un altro impianto siciliano. Sono 10 le amministrazioni autorizzate dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ad andare a conferire nel sito di Contrada, Grotte e San Giorgio a Lentini, autocompattatori in viaggio verso il territorio catanese. Partiranno da Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Favara, Licata, Naro, Ravanusa, San Giovanni Gemini e Palma di Montechiaro. Per ciascun comune la Regione ha inoltre stabilito le tonnellate di rifiuti che potrà depositare. Questa situazione è stata messa a punto dal governo Crocetta per provare a risolvere l'emergenza conferimento che si è venuta a creare nella discarica di Siculiana, che non può accogliere oltre un certo volume di spazzatura quotidiana, e i 3 giorni di cancelli chiusi dal 3 al 6 febbraio hanno ingolfato le operazioni di deposito. Da oggi dunque la situazione dovrebbe migliorare fino a normalizzarsi, anche se ovviamente i comuni interessati non avranno accolto di buon grado l'ordinanza regionale. Vedranno infatti aumentare sensibilmente i costi legati al trasporto. E a proposito di trasporto, l'azienda di smaltimento e trattamento rifiuti del gruppo SEAP di Sergio Vella ha subito un furto nella sede della zona industriale di Agrigento. I malviventi, dopo aver caricato taniche di carburante, hanno rubato un furgone con gru del valore di 47.000 euro e una Fiat Punto, e poi si sono spostati 300 metri avanti in un'altra azienda da cui hanno prelevato 4 tonnellate di materiale in rame. Si tratta del terzo furto a carico del gruppo SEAP negli ultimi anni. Nella stessa area già lo scorso 8 gennaio si era verificato un altro furto di ferro, alluminio e rame ai danni di un'altra azienda. Per il commissario straordinario dell'IRSAP Sicilia, Maria Grazia Brandara, la situazione è diventata ormai insostenibile, mettendo a serio rischio l'incolumità del personale e la sicurezza dell'area industriale, un tessuto produttivo vitale per l'intero comprensorio. È nostro interesse e nostra intenzione garantire la sicurezza delle aziende che ricadono sull'area. Per tale ragione, assicura Maria Grazia Brandara, l'IRSAP si attiverà per fronteggiare questa situazione con l'intervento sinergico del prefetto delle forze dell'ordine. Maria Grazia Brandara annuncia per le prossime ore un sopralluogo insieme all'assessore all'attività produttiva Mariella Lobello nella zona industriale di Agrigento per incontrare gli imprenditori colpiti.